O Vangelo secondo Luca, capitolo 24. A risurrezione di Gesù. Un giorno dopo, o sabato, a prima mattina, che le femmine che si mettono vicino a chi lo si burca, portando insieme con loro chi gli agnenti, chi ne profumo che avevano preparato. Arrivata là, trovai una prete che non si era posa burca, che era stata riugugliata innanzi a chista. Trasette una rinda, ma non trovai un corpo del Signore Gesù. Petramente stavano ancora sconcertate, a comparettere innanzi a loro due uomini con una veste china e luce. E proprio perché loro si erano pigliate a paura e tenevano ancora la faccia in terra, chi ste ricettano? Perché gli ha lasciato in mezzo ai morti chi che è vivo? Chi se non sta a chiuccare perché è risorto? Ha ricordato come vi parlai quando stava ancora rinda a Galilea, quando vi diceva che il figlio dell'uomo aveva essere consegnato rinda e mano dei peccatori e doveva essere inchiuato in coppa croce, ma che aveva ancora risorgere il terzo giorno. E loro danno sa ricordaino. E tutte quelle parole sue, lasciano chi lo si burca e correttano a contare tutte le 11, pure a tutte le altre, tutte quelle che erano vedute e sentute. Che si femmine erano Maria Magdala, Giovanna e Maria e Giacomo, e contano chi su fatto a tutta l'apostolo, pure a tutti i lati femmine che stavano insieme con loro. Ma tutta l'apostolo non volettero credere a tutte le parole che gli femmine e pensavano che loro stessero sfrenesiando. Pietro invece si sussette e corrette innanzi al sepolcro. Guardai a rinda e vedette solo le fasciolelle e si tornai a casa, tutte sconcertate per tutto quello che era successo. Apparizione ai discepoli Emmaus. In da chi lo stesso giorno, o prima dopo sabato, due discepoli lasciarono la città di Gerusalemme e si incamminarono per si tornare a volta in due paesi loro, che si chiamava Emmaus, che si trovava a quasi 7 miglia a Gerusalemme. Camminando, parlavano l'uno con l'altro e tutti quelli fatti che erano successi in da quelle giorni. Veramente parlavano e ragionavano insieme. Proprio Gesù in persona si accostò a loro e si mettette a camminare in mezzo a loro. Ma l'occhio di tutti e due erano offuscati e non si radunarono che era proprio Gesù chi le si era messo in mezzo a loro. E Gesù dicette a loro: ma che stivo parlando tutti e due, mentre camminavano? Tutti e due si fermavano con una faccia appesa e uno di loro, che si chiamava Cleopa, dicette a Gesù: come? Tu solo sei così forastiera e non sapevi tutto quello che è successo in città di Gerusalemme? Proprio in questi giorni? Ma perché? Che è successo? E tutti e due rispondettero dicendo: tutto quello che hanno fatto a Gesù di Nazareth, che fu un profeta assai rosso e potente, innanzi a Dio e innanzi a tutti gli uomini. Ma tutte le capi delle brivide e tutte le capi nostre l'hanno consegnato per far condannare a morte e poi l'hanno chiuso in coppa una croce. Noi speravamo che fosse stato issa a liberare il popolo di Israele. Con tutto questo sono passati già 3 giorni e quando sono successi tutti questi fatti. Ma poi è successa pure un'altra cosa, che già lasciata assai sconcertata. Certe femmine che appartenevano pure a rocchia nostra, la prima mattina sono chiuse in sepolcro di Gesù, ma là dentro non hanno trovato il corpo suo. Subito loro sono tornati a rete e ci hanno contato che avevano avuto pure una visione. Certi angeli, scesi a cielo, sono comparoti innanzi a loro e hanno assicurato che Gesù è vivo. Poi certi discepoli suoi sono chiusi in sepolcro e hanno trovato proprio come avevano detto a loro che le femmine, ma Gesù non l'hanno visto. E Gesù dicette a loro: come siete scemi e corte cervello? Come siete musci a capire tutto quello che i profeti hanno scritto in dei libri loro? Ma il Messia non aveva mai sapere tutte queste cose prima di trasire in roglia sola. E così Gesù spiegò a loro tutto quello che stava scritto in le scritture che parlavano del Messia. E cominciando a Mosè, spiegò a loro tutto quello che stava scritto in dei profeti in quello Messia. Parlando e camminando, arrivavano in due paesi a dove erano indirizzati e Gesù facette vedere che voleva continuare il cammino suo. Ma chi li due fermarono e le dicettero: Signore, resta con noi, perché si sta facendo notte e il giorno sta già finendo. Gesù accettò il rimanere insieme con loro che la serata. Quando poi si mettette a tavola insieme con loro, pigliai il pane, un buon ricetto, spezzai e ne rettano piezza per uno. In quel momento l'occhio che gli due si apertano e conoscettero che era Gesù, ma Gesù era sparuto innanzi all'occhio a loro.
E l'uno cullato si dicevano, ma non sentivo pure tu una lampa di fuoco che bruciava dentro il cuore tuo? Quando issa per mezzo a via ci spiegava e ci faceva capire tutte quelle scritture. E senza ci pensare un coppo e due volte, si sussettano alla tavola, tornai un'altra volta in la città di Gerusalemme. Là trovai tutte e 11 discepoli, a unite, insieme, che si dicevano l'uno con l'altro. O Signore veramente è risorto e ha comparuto pure a Simone. Pure loro contarono che gli discepoli tutto quello che era successo, tutte e due interamente camminavano in mezzo a via, e come avevano fatto a conoscere Gesù quando si spezzava il pane in coppa a tavola con loro. Gesù appare a chi là dei discepoli. Tramente stavano parlando, e tutte queste cose accompagnette Gesù in mezzo a loro, e dicette, pace a voi. Ma tutti gli discepoli, scoraggiati e chi ne schianti, pensavano di avere uno spirito. E Gesù, vedendo che non l'avevano conosciuto, dicette a loro, perché siete così sconcertati e non vi siete ancora sicuri di il cuore vostro? Guardate in mano mia, guardate piede mie, sono proprio di, toccatemi e guardatemi. Lo spirito non è una carne e ossa come predicate in chi. E dicendo così, mostrai a loro in mano e i piedi. E proprio perché ancora non credevano per la priezza, e erano rimasti assai meravigliati, dicette a loro, tenete qua qualcosa per mangiare? E loro le portarono in coppa a tavola, un piezzo di pesce arrostuto. Gesù lo pigliai e si mettette a mangiare innanzi a loro. Poi dicette un'altra volta a loro, so queste tutte quelle parole che ricevo quando stavo ancora insieme con voi. Sanno a compiere tutte cose che sono state scritte in quello a me, rinda la legge Mosè, rinda i profeti e rinda i salmi. E tanto facette all'uomo cervello per poter capire scritture dicette, a così sta scritto, Cristo verrà a patire e a risuscitare in dei morti, o terzo giorno, e in nome suo sarà predicato innanzi a tutta la gente la parola di Dio, per far cagnare la capa e la vita e chi che vanno avere o perdono dei peccati, a come già andare in la città di Gerusalemme. E voi avete a essere testimoni di tutte queste cose. E io mi raggiungo a voi chi che Padre mio ha promesso. E perché essere un marito in la città di Gerusalemme, zino a quando non sarete regnuto, e tutta quella potenza che scende a cielo. Ascensione. Poi Gesù portai fuori, mezzo paese e Betania, e zai mai ne so, un cuore a loro e benedicette. Petteramente benediceva, s'arrasai a loro e fu portato in cielo. E loro, roba che l'avevano addurate, tornarono in la città di Gerusalemme con una priezza assai rossa in cuore loro, e stavano sempre in do tempio, alludando o Signore.